La seduzione è antica quanto l'umanità, ma cambia volto a seconda del luogo, del tempo e della cultura. Ciò che oggi noi chiamiamo flirt poteva essere in altri contesti un duello di sguardi, una poesia bisbigliata o una danza ben calibrata tra desiderio e distanza. Nel Settecento europeo, in particolare nella Venezia vivace e colta della Serenissima, la seduzione era un gioco raffinato, spesso teatrale, dove eleganza, intelligenza e tempismo contavano più dell'aspetto fisico. Nessuno, più di Giacomo Casanova, ha saputo incarnare e raccontare quest'arte. Nato a Venezia nel 1725, figlio di attori, viaggiatore, scrittore, giocatore, spia e seduttore instancabile, Casanova ha lasciato nelle sue memorie un ritratto vivido della sua epoca e della sua idea dell'amore. Non era un semplice libertino, per lui la seduzione era un atto di intelligenza, una forma di rispetto e un'espressione estetica. Il suo modo di amare passava prima dalla mente. Casanova non imponeva mai. Osservava, ascoltava, aspettava il momento giusto. Sapeva che l'attrazione nasceva prima di tutto dalla conversazione, dalla connessione emotiva e dall'interesse. Studiava la persona amata, le offriva piccoli regali carichi di significato, un libro, un ventaglio, un ricordo condiviso, mai volgari, mai ostentati. Curava il suo aspetto fisico con discrezione, ma dava molta più importanza al saper parlare, raccontare, affascinare. Nei suoi incontri, dai salotti delle dame aristocratiche ai balli in maschera del carnevale veneziano, Casanova non è mai affrettato, consapevole che il desiderio vive nell'attesa, nel non detto. Le sue conquiste non erano trofei, ma storie. Ciascuna donna viene ricordata con rispetto e spesso con nostalgia. Come nel caso di Henriette, che lo ha lasciato pur amandolo e che lui ha celebrato come uno dei grandi amori della sua vita. Nelle sue parole e nella sua vita si coglie l'essenza della seduzione settecentesca, non una corsa al possesso, ma una danza tra due libertà. Per Casanova il vero seduttore è colui che lascia un buon ricordo alle persone che ha amato. Ed è proprio per questo che ancora oggi il suo nome non è solo sinonimo di conquista, ma di charme, intelligenza e umanità.